Il Veneto non merita di avere una legge che va a tutelare i Sinti e i Rom, per questo abbiamo voluto intervenire in maniera drastica con l'abrogazione. In un periodo di scarsità di risorse economiche riteniamo non doveroso avere una legge che va proprio nella direzione di tutelare persone che hanno dimostrato di non volersi integrare all'interno della nostra società, continuano a creare problemi di criminalità sui nostri territori e quindi per questo abbiamo deciso di dare un segnale amministrativo ma anche politico molto forte nei confronti di queste popolazioni che, se hanno bisogno di un aiuto da parte del pubblico, si devono mettere in fila come fanno tutti i cittadini veneti ed italiani attraverso delle graduatorie presso i comuni. Ci sono delle normative internazionali e nazionali che determinano il mantenimento dei campi Rom sul nostro territorio, quindi non è che attraverso questa abrogazione noi eliminiamo il problema, eliminiamo le persone o eliminiamo i campi Rom. I campi Rom rimangono, solo che non c'è nessuna normativa regionale, in altre regioni invece questo è stato fatto, che va a porre, diciamo, dei rimedi, delle indicazioni tra i livelli nazionali e i livelli invece degli enti locali e dei comuni. Quindi quello a cui noi ci siamo opposti è il vuoto normativo e la totale irresponsabilità che si ha cancellando una norma e non sostituendola assolutamente con nulla.